Vicino lontano, 9ª edizione. A Udin, in Quintris, Feveladis e Stories sul Mont Calcambie, Tacandi Donghie. E secondo me il Vicino Lontano è un festival, un gruppo stimolante perché è un festival per tutti. C'è un pubblico, un gruppo variegato, vengono giovani, vengono persone di ogni sorta, anche perché c'è che il festival Vicino Lontano lo offrisce. È un gruppo variegato anche come argomenti, come tipi di eventi, che dà spazio sia per la cultura che per il divertimento e offrisce anche spunti di riflessione che ci portano a casa anche dopo, una volta che il festival è finito. E come facciamo un'intervista ad Alessandro Verona, presidente dell'associazione Vicino Lontano. Vicino Lontano è un festival che ha importanti ricadute dal punto di vista culturale, ma anche sociale ed economico. Culturale perché ho vinto vivi queste città per che dis tutti insieme con le altre associazioni che hanno fatto un lavoro di progetto e che in Vicino Lontano sono presentati e questo fenomeno ho vinto di inquadrarlo in che parole che vengono usate ultimamente e che sono parole particolarmente importanti, cioè il fatto che ho vinto assolutamente bisogno di coesione sociale e facendo che l'operazione di unirsi in questa frammentazione con tutte le int che vengono partecipe rafforza un evore il senso di comunità, facendo sentirsi parte di che viene chiamate cittadinanze attive. Le Bocconi ha fatto uno studio importante sui 30 festival in Italia tra cui Vicino Lontano, senza che no altri avessi in UE e che è stato presentato l'altro anno a Vignese, il quale dimostra che per €1 che tu spendi in cultura le ricadute economiche sul territorio e moltiplicate per 10 volte. Tal breve periodo e anche tra il medio, perché è una straordinaria occasione di mettere l'accento su una città che con questo programma culturale diventa attrattiva. Il fatto che il Friuli e Udin si sta isolati per un evore di anni è un aspetto, se vogliamo, di protezione, di isolamento che come non torna utile. Perché? Perché l'isolamento ha rafforzato l'identità locale, ossia cresciuti e ricresciuti sono altri, rafforzando l'identità locale e tutte le questioni del Furlan era presente sotto i nostri voi. Questo vuol dire che in un momento come questo, in cui ho vinto viaggi con le globalizzazioni, le spartis al mondo, si presentano con un'identità culturale nostra forte, in grado di competere a livello globale con altre realtà. Quindi è assolutamente un bene. E Vicino Lontano ha nel suo DNA questi principi, di mettere in relazione le specificità culturali delle città con quei fenomeni che a livello globale, planetari, stiamo vivendo. La prima volta in cui siete venuti in contatto con la peste. Se faccio così, la peste non la vedo. Se faccio così, non la sento. E se faccio così, la peste non la denuncia. Ho intervistato Massimo Somaglino, regista dal spettacolo L'Uali di Diu di Miklo Subai. Mi pare che come si pensa che il Furlan sia di buon dome per di monadis e per contà che da lors, no? O per far ridi o per far così e manco il Furlan a lei e migliora lei.
E invece no, la strada secondo me è proprio il contrario, si ha di là in somp da lenghe, in font, là che la lenghe è proprio te lenghe, là che è poesie, là che si può chiacchierare di robis dall'animo umano. Allora ci sono tanti esempi dai poeti, perché i poeti scrivono, a fasi, e i poeti furlan, sono preseas, sono bras e a fan. Allora perché non il teatro, perché non la drammaturgia? Perché si pensa che la drammaturgia sia di altri. E allora proviamo a giuntare, proviamo a mettere ad un i robis, metti insieme e probabilmente un enin di strade di cui si arriverà a fare. Per come alle dut, si vede il prossimo anno con Vicino Lontano, 10ª edizione.